grazie dell'invito e anche se è lecito ringrazio Michele di una cosa che non emerge dalla brochure, cioè che mi pare questo sia anche un convegno di grande riconciliazione di tanti intellettuali, di tanti uomini politici che si sono occupati e hanno speso parte della loro esistenza, parte non banale della loro esistenza per la Sardegna. Episodi di questo genere in Sardegna sono episodi significativi perché è più facile partecipare a convegni che sono rappresentativi di una parte che non un convegno che ha l'ambizione umana e culturale di mettere insieme tante esperienze differenti che talvolta per pigrizia o anche per caso, per eccesso di confronto politico non si frequentano più. Io credo che questo sia un risultato politico rilevante. E ringrazio Michele di avermi invitato ad ascoltare per esempio le comunicazioni stamane, non l'ultima, quella dell'amico Catalano che mi ha ricordato tantissimo le chiacchierate con Giorgio Carbonell alla Strandlas quando mi aveva invitato a studiare in Catalogna ormai nel lontano 1987. Il titolo della mia comunicazione sembra tutto di natura tecnica con il suo cenno all'equilibrio di bilancio. Invece nelle mie intenzioni è tutto di natura politica. Io intendo infatti dimostrare che il tema dell'equilibrio di bilancio viene utilizzato in maniera impropria da diversi soggetti, siano essi uomini politici, giornalisti o anche intellettuali, per sostenere che l'esercizio pieno della sovranità non è possibile per chi abbia uno squilibrio di bilancio. Intanto bisogna osservare che in Sardegna questo argomento emerge con forza solo di recente e più esattamente da quando il Partito Sardo d'Azione ha con più forza posto in stretta correlazione i temi economici e fiscali con quelli della libertà e della sovranità nei tempi recenti. Considerato poi che in Sardegna la destra è priva di qualsivoglia piattaforma politica, se non una vaga, permettetemi, pericolosa propensione a sottrarsi alle regole e a consumare le risorse disponibili, e tenuto conto che l'antica tradizione liberale stenta fortemente in Sardegna a dotarsi di una rappresentazione politica e culturale apprezzabile sul piano della consistenza dei consensi, lo scontro è tornato ad essere su questi temi tra il Partito Sardo d'Azione e parte della sinistra. È uno scontro per me drammatico, perché ogni qualvolta la sinistra sarda ha scelto di dialogare senza tentazioni egemoniche col Partito Sardo d'Azione e col perimetro politico e culturale del sardismo, che è più ampio di quello del Partito Sardo d'Azione, la nostra isola ha attraversato delle fasi propulsive significative. Quando invece la sinistra sarda ha scelto la contrapposizione, la Sardegna è precipitata o nel burocratismo, o nell'autoritarismo, o nell'assistenzialismo. Però appunto da sinistra è venuta l'obiezione più forte alla prospettiva indipendentista e federalista europea proposta dal PISDAS, e l'argomento di questa obiezione è stato principalmente quello della debolezza economica della Sardegna e della insostenibilità dei costi dei servizi ai cittadini a fronte del gettito fiscale garantito dal PIL prodotto dai sardi. Io ho passato mesi a rispondere che quasi tutte le analisi che ci venivano proposte erano fondate su dati discutibili. Molti di voi ricorderanno quando l'onorevole Macciotta
ha utilizzato i conti pubblici territoriali per il calcolo del residuo fiscale della Sardegna, bene, io in quell'occasione dimostrai che quei dati non erano utilizzabili, se non a prezzo di una loro ponderazione differente. Mi spiego. Nei conti pubblici territoriali, lo dico per gli amici non sardi, i conti pubblici territoriali sono delle raccolte statistiche che valutano i flussi finanziari regione per regione, i flussi finanziari dalle amministrazioni centrali alle amministrazioni periferiche. Allora, nella modalità con cui vengono fatti i conti pubblici territoriali, le compartecipazioni fiscali della Sardegna, che sono tasse nostre, sono imputate nelle voci delle amministrazioni centrali dello Stato. Per cui anche i 6 miliardi e mezzo di trasferimenti, che però sono trasferimenti di soldi nostri, nella rappresentazione finanziaria appaiono un cortese contributo elargito dall'amministrazione dello Stato, ma non lo sono soldi nostri. Dimostrai in quella circostanza che quegli stessi dati utilizzati correttamente dimostrano al contrario che il residuo fiscale della Sardegna è in attivo di circa 300 milioni di euro. Guardate, in attivo di 300 milioni di euro al netto delle imposte sulle transazioni finanziarie che in Italia non è possibile regionalizzare. Ossia, se qualcuno di voi va in banca, compra bot, l'acquisto dei bot viene fatto a Milano e la tassa viene pagata a Milano, sia l'acquisto che l'imposta non vengono facilmente regionalizzate per i motivi evidenti che le banche, soprattutto il diremo, decidono le loro strategie e attuano le loro strategie non regionalmente. Quindi l'utile è il residuo fiscale attivo è molto più alto di 300 milioni di euro. Insomma, io per un certo periodo ho inseguito il dato tecnico pensando in questo modo di ricondurre il dibattito a verità. Poi però mi sono convinto che l'unico modo per tenere il punto era svelare il vero contenuto politico dell'obiezione. Una parte della sinistra sarda, non tutta, ritiene pericoloso per la sinistra, non per la Sardegna, l'affermarsi di un programma politico sovranista e quindi tenta, contro questo programma, contro il dialogo che si è aperto nelle forze per realizzarlo, nelle forze indipendentiste e sovraniste, cosa gioca? Gioca la carta della dissuasione per paura. Cosa dicono agli elettori? L'indipendenza porta alla povertà. Parte di questa pedagogia della paura dissuasiva della sovranità è l'argomento sull'equilibrio del bilancio. E quindi è un argomento da smontare. Allora, io credo che sia evidente che non vi è alcun nesso logico tra l'esercizio della sovranità e il diritto a esercitarla e l'equilibrio del bilancio, cioè l'equilibrio tra le entrate fiscali e il costo dei servizi erogato dallo Stato ai cittadini. Ai tempi dell'amministrazione Nixon, la strategia degli USA prevedeva, per l'espansione dell'area di influenza americana, stati satelliti iperindebitati con il Fondo Monetario Internazionale e di conseguenza poi affidatari di grandi lavori alle compagnie americane, appunto incaricate della costruzione delle infrastrutture che promettevano il progresso a questi stati. Chi contestava questa forma di colonialismo non si sognava di farlo contestando il diritto di queste nazioni ad autogovernarsi e anche a indebitarsi, semmai contestava la politica che li portava a indebitarsi sulla base di statistiche e previsioni fallaci. Ma non c'è un nesso tra sovranità debole e debito alto. Facciamo un esempio al contrario, una forte sovranità con un forte debito. Gli USA sono un chiaro esempio di come in alcune circostanze il debito è una prova
di un esercizio forte di sovranità. Nel 1971 l'amministrazione Nixon dichiarò, come tutti sapete, la non convertibilità del dollaro in oro. Da quel momento il mercato utilizza il dollaro come misura dei valori internazionali, cioè usa una moneta nazionale come misura di tutti i valori, Perché il mercato sceglie volontariamente questa moneta per l'uso internazionale? Perché ha fiducia nel potere politico, militare e economico degli USA. Che l'economia americana sia tragicamente indebitata, come sapete, è un dato certo, ma fin quando quel debito alimenta la forza politica e militare degli USA, quel debito è un buon affare per chi lo compra. Pensate, quando durante la crisi petrolifera degli anni 70 gli USA riuscirono a staccare l'Arabia Saudita dalla politica dell'OPEC, lo fecero con un accordo che regge ancora oggi. Gli USA comprano petrolio, gli arabi comprano debito pubblico e azioni delle compagnie americane, le compagnie americane realizzano le infrastrutture in Arabia. Non esiste un legame ontologico, cioè vi ho descritto un meccanismo economico fondato sul debito. Non esiste un legame ontologico tra il debito e la sovranità, sia che il paese sia debole ed eserciti un debole potere interno, sia che invece sia forte ed eserciti anche indirettamente un potere sovranazionale. Però noi hanno fatto un'obiezione diversa, l'avrete letta sui giornali. In ragione dell'attuale crisi dell'euro si è detto che il nesso tra politiche di equilibrio di bilancio, la fiscal policy, e sovranità è stringente. Per esempio la Grecia ha perso quote consistenti di sovranità in ragione del suo debito pubblico. E c'è stato chi ha scritto, l'avrete letto sulla Nuova Sardegna, che se la Sardegna fosse oggi uno Stato si troverebbe più o meno nelle condizioni della Grecia. Allora, qui bisogna intenderci. Intanto chiariamo, o quando chiarisco dal mio punto di vista, chi potrebbe dirsi sovrano, almeno nella accezione classica del concetto di sovranità. È sovrano chi può realizzare la sua volontà o in virtù della legge, in virtù della forza, in virtù di una circostanza favorevole o un dato di fatto che lo favorisce. Questa concezione per oggi è un po' insufficiente perché ignora, secondo la vecchia concezione e tradizione di pensiero di costituzione degli stati nazionali, il ruolo che gli altri stati, gli altri player giocano, gli altri player dotati di sovranità esercitano nel riconoscimento o nel disconoscimento reciproco. Insomma, è una concezione che ignora la politica estera, quella che dice la sovranità è poter fare la propria volontà o per legge o per forza o per fortuna. E sulla politica estera io tornerò. Ignora la politica estera, ignora ciò che sta avvenendo con la globalizzazione, ignora ciò che nel campo monetario si chiama foreign dominance. Noi non possiamo discutere della crisi dell'euro senza badare seriamente alle consuetudini del mercato delle valute e delle monete. E noi dobbiamo ricordarci che oggi le politiche monetarie sono decise dal mercato. Si dice che sono endogene, per cui le politiche dei governi, sia le politiche monetarie, sia quelle fiscali, sia quelle economiche, non sono mai completamente libere, cioè frutto dell'esercizio di una volontà di un Parlamento che prende e decide. Non avviene così. È primitivo ragionare in questi termini. Semmai c'è da dire che sono continuamente esposte a dover fare i conti con le attività speculative del mercato. Cosa voglio dire? I vincoli di equilibrio di mercato non determinano un recupero di piena sovranità. Se io fossi una nazione con un equilibrio di bilancio perfetto, non per questo sarei una nazione pienamente sovrana. Perché
c'è una quota di sovranità che in ragione di ciò che è avvenuto nel mondo delle monete e delle valute è ormai strappata ai processi democratici. Non so se sia chiaro questo. I casi per esempio dell'Argentina e del Brasile, che sono due paesi emergenti ma che non hanno ceduto, voi sapete a quale prezzo? A prezzo di una durissima battaglia politica, di una durissima battaglia dell'informazione, perché quando fecero determinate scelte vennero tacciate da tutti i giornali finanziari del mondo per essere dei folli. Oggi nessuno si sono più di dire loro. Però i casi di Argentina e Brasile, che non hanno appunto ceduto interamente la loro sovranità monetaria al mercato e quindi hanno ancora una sorta di politica sovrana del credito alla messa, dimostrano che un recupero pieno di sovranità è spesso utile all'equilibrio del proprio sistema economico. Cioè dimostrano al contrario che la sovranità piena e ben difesa a poter rendere possibile e più praticabili politiche fiscali eque e equilibri di bilancio. Insomma, secondo me è dimostrato e dimostrabile che è molto stupido affermare che l'ambizione alla piena sovranità ha come prerequisito l'equilibrio di bilancio. Semmai è intelligente e pertinente domandare che un modello di politica fiscale e di politica di bilancio corredi l'ambizione della sovranità. Questo è un punto fondamentale per noi. Noi, però, ed è bene che lo si dica con chiarezza, non abbiamo mai potuto determinare le politiche fiscali. Non abbiamo mai potuto determinare le politiche fiscali che sono sempre state, diciamo, prima piemontesi e poi italiane. I sardi che cosa hanno subito? Hanno subito il primo dogma dell'unitarismo italiano, che è stato ed è alla base dei grandi sviluppi della Repubblica. Cosa prevede questo dogma? Prevede che vi sia un uniforme e uguale prelievo fiscale in tutte le aree di questo paese, che è geograficamente lunghissimo, che è caratterizzato da diversi processi di accumulazione di capitale nel corso dei secoli. E a questo unitarismo fiscale fa da corollario l'unitarismo delle regole del lavoro, stesse condizioni contrattuali da Milano a Pantelleria, che significa che a Milano si lavorerà sempre più che a Pantelleria. Ma ancora, l'Italia è il paese europeo con più resistenze a un vero regime della concorrenza nel campo delle professioni, dell'energia, dei trasporti, della sanità. E noi sappiamo perfettamente, noi sardi più di ogni altro, che i settori meno esposti all'inflazione sono i settori più esposti alla concorrenza, mentre gli oligopoli trasferiscono le diseconomie che maturano nei settori che non dominano sulle tariffe dei settori che dominano. Voi lo sapete che Terna in Piemonte paga il suolo pubblico per i cavi, in Sardegna no? Un'ultima descrizione del sistema italiano, che è bene che noi abbiamo ben chiaro, da sempre sovrapposto alla Sardegna. In Italia il 93% del gettito fiscale è prodotto da lavoratori dipendenti. Qui potremmo aprire una lunga parentesi che vi risparmio, ma c'è un dato, che è il dato che la propaganda anche, diciamo, dell'equilibrio di bilancio tira fuori. Il dipendente pubblico, il lavoratore dipendente, non il dipendente pubblico, paga le imposte su ciò che incassa, cioè su ciò che per l'impresa è il ricavo. Mentre le imposte, le aziende pagano le imposte sulla differenza tra il ricavo e i costi, il lavoratore dipendente paga sull'incasso
e non può detrarre se non minimi costi. È un trattamento differenziato che noi ci portiamo dietro da una vita. Vi dico solo questo, lo anticipo. È talmente grave la situazione che in Sardegna, se noi avessimo la possibilità di dichiarare interamente free qualsiasi attività produttiva di beni o di servizi, il gettito fiscale per la regione Sardegna sarebbe invariato, perché il nostro gettito fiscale è in larga misura prodotto da che cosa? Da una tassa indiretta che è l'IVA e dall'IRPEF, e per il 90%. Chiaro? E questa struttura del gettito fiscale è un'entità italiana. E allora cerco di avviarmi a concludere. Proviamo a mettere in fila un po' di vincoli che esplicitino tutto ciò che i sardi non hanno deciso, ma che condiziona la loro politica fiscale. Primo, l'Italia ha sempre impedito una fiscal policy scelta dai sardi e ha sempre impedito, con un eccesso di prelievo fiscale, l'accumulazione di capitale nella Sardegna. Se noi andiamo a vedere la storia economica delle regioni d'Italia e vediamo da quale data inizia l'attività bancaria in regioni come la Toscana, la Liguria, la Lombardia, da quando iniziano tutta una serie di attività finanziarie in altre regioni, quando queste iniziano in Sardegna, c'è un differenziale di 3-4 secoli. Secondo, l'Italia non ha mai sostenuto in sede europea la previsione statutaria sulle zone franche. L'Italia come fatto membro, come embrione di una seria politica di differenziazione di vantaggio fiscale. Altri paesi europei l'hanno fatto, ma questo ce lo dobbiamo l'Europa. Terzo, l'Italia ha sempre fatto pagare ai sardi i costi dei trasporti, fino ad imporre alla Sardegna nel 2006 i costi della continuità territoriale. Cioè, spero che lo sappiano gli amici non sardi, siamo l'unica regione credo d'Europa che paga la continuità territoriale sulla propria fiscalità, non sulla fiscalità generale dello Stato in cui siamo inseriti, sulle nostre tasse. L'Italia ha sempre garantito ai grandi oligopoli parastatali come Enel, Terna, Eni di agire da monopolisti delle infrastrutture e della gestione dell'energia. Faccio un esempio, indico un esempio della complicità dello Stato con questi oligopoli. Qui a Porto Torres un gruppo ha chiesto di subentrare nella realizzazione della centrale a carbone che si sia a favore del contrario della stessa sera. Perché EON, nel momento in cui la Regione Sardegna, sbagliando, gli concesse di realizzare un campo fotovoltaico enorme, non intende più mantenere gli impegni precedenti, cioè lo spegnimento dei gruppi 1 e 2 e la realizzazione del quinto gruppo. Il sottosegretario di Stato De Vincenzi, rispondendo all'interrogazione parlamentare, dichiara: non ci sono offerte presentate oltre quella di EON per Porto Torres. L'offerta presentata era del gruppo privato Indorama, a cui EON risponde con una lettera ufficiale. Ma occorreva dire che c'era solo EON. Questo è il governo italiano. Il governo italiano dice che il SAPEI avrebbe diminuito il costo dell'energia in Sardegna. L'Authority per l'energia dice: nel momento in cui è entrato in funzione il SAPEI, le tariffe in Sardegna non sono diminuite minimamente. Il SAPEI è stato svantaggioso per le energie alternative, al punto che per compensare delle perdite gli è stato riconosciuto il
regime di essenzialità, cioè un regime con cui i costi di produzione sono coperti dalle bollette che paghiamo noi. Questa è la condizione della complicità oligopolistica. Ancora, l'Italia ha trattenuto per anni le quote delle compartecipazioni fiscali della Sardegna. Quando Consolu si fece il calcolo delle quote IVA non versate, si arrivò a una cifra pari a 500 milioni di euro che il governo propose di rateizzare in quote comode di 25 milioni per 20 anni. Stessa rateizzazione non viene riconosciuta a chi si trova in difficoltà nel pagare le tasse con lo Stato. Ancora, l'Italia opprime la Sardegna con una ragnatela burocratica che io sto studiando, ma che ha una matrice. La matrice è la doppia amministrazione. L'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale si sovrappongono e stanno chiudendo tragicamente gli spazi di movimento dei cittadini. Poi c'è un'altra cosa grave su cui noi dobbiamo ragionare. Il sistema italiano consente, uno dei pochi casi al mondo, alle banche di raccogliere e gestire il risparmio. Raccogliere e gestire il risparmio è un'operazione in netto conflitto di interessi. Io sono la banca A, ho prestato denaro a Parmalat, so che Parmalat sta saltando per aria, dico a Mario Carboni, mio correntista, compra titoli Parmalat. Chi raccoglie non può gestire il risparmio. In Italia i primi 12 gruppi che gestiscono il risparmio appartengono alle banche. E questo meccanismo ha fatto sì che per molto tempo il risparmio sardo abbia finanziato altre cose. E allora un punto che vorrei dichiarare conclusivo è che la Sardegna non può essere giudicata rispetto alla fondatezza delle sue ragioni per un pieno autogoverno sull'equilibrio di bilancio determinato secondo le regole imposte di cui vi ho parlato. Il gettito fiscale e il PIL prodotto attualmente sono determinati dalle regole del sistema attuale, con altre regole, PIL e gettito sarebbero diversi. Non abbiate dubbio. Pensate, per fare un esempio, a cosa significherebbe se la Sardegna, in un regime fiscale deciso di sardi, tassasse la produzione solo al 25%, gli utili della produzione. Pensateci per capire la questione centrale, e cioè che gli interessi della Sardegna sono in contrasto con la verità. Ora, qualsiasi politica di fiscalità di vantaggio non danneggia, questo bisogna farlo sapere al ceto impiegatizio e dei pensionati della Sardegna. Qualsiasi politica di vantaggio fiscale per le imprese non danneggia il gettito, perché oggi il gettito prodotto dalle imprese è ridicolo. Pensate che quando la Corte Costituzionale ha cassato la legge che io ho scritto sul vantaggio fiscale per i comuni montani, chiesero delle statistiche e il gettito che veniva dalle imprese di quel mondo non poteva essere neanche censito, però applicano gli studi di settore di Cagliari a Tonara. Pensate a cosa accadrebbe in Sardegna con una seria semplificazione amministrativa o la liberalizzazione delle professioni, la distinzione del ruolo, o pensate a che cosa accadrebbe se noi potessimo fare quello che molti vorrebbero fare, cioè contratti di lavoro nei quali si prevede di lavorare più ore e con meccanismi di rapporto tra operai e azienda tipo quelli della Germania. La Sardegna li potrebbe fare. Però si dice che dobbiamo fare i conti. I conti sono presto fatti. La Sardegna oggi ha un gettito di compartecipazioni pari a 6,5 miliardi di euro. Se prendessimo tutto il gettito fiscale noi andremo a 7 miliardi e mezzo. Circa. Peraltro è in breve divulgato a tutti i colpiti dalla pedagogia della paura
La Sardegna già oggi fa fronte con proprie risorse a questi servizi, trasporti, sia rispetto alla continuità territoriale che al trasporto pubblico locale, sanità interamente 3 miliardi e 400 milioni di euro, parte rilevante del welfare, la gran parte delle casse integrazione delle mobilità, progressivamente lo Stato sta spendendo su di noi. Il funzionamento della pubblica amministrazione regionale, la vigilanza ambientale, la protezione civile, sostiene gli enti locali con corposi stanziamenti, di cui circa $0,5 miliardo soltanto senza finalizzazione. Se noi oggi dovessimo farci carico anche della pubblica istruzione, del funzionamento degli enti locali e della sicurezza, noi probabilmente saliremmo a 7,5 miliardi di spesa, quindi potremmo coprire agevolmente con l'intero gettito la copertura delle funzioni di Stato. Cioè, ciò che noi non possiamo più sostenere, questo deve essere chiaro, è l'assistenza pubblica, 800 milioni di euro della sanità. E non possiamo reggere alla lunga i 250 milioni di cassa integrazione. Qui occorre responsabilità e rigore. Noi non possiamo permetterci i piccoli ospedali da 40 parti all'anno, non lo possiamo fare. Dobbiamo riconvertirli in altro, garantire il presidio della sanità, ma non lo possiamo fare. Noi non possiamo più permetterci la cassa integrazione come integrazione del lavoro nero, non lo possiamo più fare, non lo possiamo più fare, non è possibile. Non possiamo pensare che che ogni persona che ha un disabile a casa fa la filiera 104-162, non è possibile, non si regge. Ma sono cose che possiamo riformare agevolmente, di cui la consapevolezza sta aumentando. Ciò che è più rilevante, e concludo, è contrastare l'idea che la Sardegna sia una regione assistita. In realtà, sia che questo sia avvenuto per sua richiesta oppure suo malgrado, la Sardegna paga col suo gettito fiscale la gran parte delle funzioni che esercita, non solo, paga anche con le sue risorse europee funzioni tipicamente statali. La più grande vergogna è la Sassari-Olbia. La Sassari-Olbia è una strada statale pagata dalla Regione Sardegna, 800 milioni di euro. 800 milioni di euro. Ma questo va divulgato. Ce la stiamo pagando noi. Di che cosa si deve aver paura? Delle pensioni? Ma le pensioni ce le siamo pagate. Certo, la sensazione dell'assistenza verrebbe meno se rispondessimo noi e versassimo la differenza allo Stato. E su questo ci arriviamo, perché a questo dobbiamo arrivare. Se la Sardegna, no, riscuote le imposte e versa lo Stato, la coscienza dei sardi che possiamo farcela aumenta. E su questo, qui sono presenti illustri leader di movimenti indipendentisti, la mia collega Claudia Zanghelli, Gustavo D'Imposto, Gavino Sala. Solo il fatto che stiamo ripetendo tutti con forza questo concetto, io sto notando che sta cambiando non la testa dei giovani che sono già con noi, ma la testa dei pensionati, di quelli che hanno paura che domani vanno alle poste e non trovano i soldi. Perché è quello che dobbiamo convincere e ci stiamo riuscendo. Vado a concludere per fare in fretta, se no Planeta ma se dunque non è difficile far tornare i conti della Sardegna a politica fiscale vigente, non bisogna perdere di vista il dato politico che ho richiamato all'inizio. La sovranità si esercita sulla produzione delle regole che incidono sullo sviluppo. Noi non possiamo decidere questo. La domanda conclusiva è se la Sardegna può determinare le regole migliori per il suo sviluppo. La risposta è no.